Noi abbiamo Electrolux tra le nostre aziende. Io quello che posso dire è che è un'azienda che è qui dagli anni '80 e quindi non è l'azienda che è venuta in Italia per spremere una situazione e andarsene. Oggettivamente sta vivendo un problema di concorrenza. Penso alla Cina che sta sfornando, è più 22% l'ingresso di prodotti cinesi e quindi è ovvio che si fa fatica a competere quando non riesci a essere competitivo nel prezzo, e lo stanno diventando anche nella qualità, per cui questo è un problema. Quindi capisco la situazione dell'azienda. È ovvio che a noi stanno a cuore anche i lavoratori, perché pensiamo che dietro a un lavoratore c'è una famiglia, e quindi con tutte le problematiche. Io mi auguro, ecco, che si possa arrivare a trovare una soluzione.